Abbiamo ottenuto una vittoria netta, meritata, giocata veramente bene, grande mentalità, mi è piaciuto anche molto l'atteggiamento con il quale questa squadra si è presentata in campo e sono veramente contento della prestazione perché è fatta dopo una brutta sconfitta come quella di Pistoia. Il 3-0 del Padova contro il Sassuolo racconta di una squadra trasformata. La battuta d'arresto di Pistoia e le critiche successive hanno dato la scossa. Difesa attenta, centrocampo aggressivo, gioco sulle fasce. I gol di Facchinetti, Zecchin e Turchi sono il frutto di una manovra corale che stavolta ha funzionato. Una domenica sconfortante, una esaltante. Ma qual è il vero Padova? Sono curioso di capirlo anch'io qual è il vero volto del Padova. E la partita già a Massa Carrara, in terra toscana, terra quasi proibitiva, ci dirà in effetti qual è il vero volto di questa squadra. È tutto per questa seconda edizione, ci rivediamo intorno alle 23:10, buona serata.